Sempre al passo con la storia della medicina, tra gli ultimi lavori del VIM, l'identificazione di un approccio farmacologico per fermare il Covid dall'esperienza della ricerca contro il tumore alla prostata. Bloccando quella proteina di membrana che noi bloccavamo naturalmente con terapia ormonale, si poteva bloccare anche il Covid. È stata una pubblicazione che ha fatto il giro del mondo e noi stiamo andando avanti adesso perché il progetto è di utilizzare questo meccanismo che blocca questa proteina di membrana proprio per prevenire addirittura il Covid. Il VIM, l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, compie 25 anni, un anniversario che guarda al futuro portandosi come bagaglio un quarto di secolo di grandi successi in campo medico. Ad oggi l'istituto, fondato a Padova nel 1996, è considerato uno dei poli d'eccellenza a livello internazionale, con oltre 180 ricercatori suddivisi in 20 gruppi di ricerca. La mission di questo istituto è proprio quella di produrre delle ricerche che poi hanno un seguito per il miglioramento della salute dell'uomo. In questi 25 anni questo lavoro è stato fatto, è stato incrementato negli anni. Abbiamo avuto delle partnership importanti come l'Università di Padova, come l'azienda ospedaliera di Padova, proprio per il trasferimento di queste ricerche dal bancone, come si dice, di laboratorio al letto del malato. Per celebrare i 25 anni della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, un ricco calendario di eventi che vedrà il culmine con un convegno di 2 giorni alla Fondazione Cini di Venezia il prossimo novembre, al quale è stato invitato anche il Premier Mario Draghi.